Allora, mettiti in maniera tale per animare, e chiamare Sì, i sì, mi canti. metto qua, certo. Allora ci prepariamo ad accogliere i celebranti. Avete sotto mano un foglietto con dei canti e andiamo subito al primo canto che è Chiesa di Dio, popolo in festa. È il primo canto che si trova lì in cima al foglietto. E sarà un piccolo coro guida, gli altri verranno dietro e canteranno poi tutti quanti, facciamo l'assemblea che canta e lode il Signore. Partiamo? Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia, Signore con te. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia, Signore con te. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore con te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi e siate i benvenuti a questa celebrazione in onore della nostra patrona Santa Augusta. E se è la nostra patrona, vogliamo in questo momento pregarla perché davvero protegga ognuno di noi, le nostre famiglie, le nostre comunità parrocchiali e questa nostra città. E perché il Signore, per intercessione di Santa Augusta, abbia da accogliere benevolmente queste nostre preghiere e domande, riconoscendoci tutti fragili e peccatori, invochiamo dal Signore la sua misericordia. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Dio onnipotente e buono, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria.
in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. O Dio onnipotente e misericordioso, tu hai mostrato anche in una fragile fanciulla la tua forza e nella sua giovane età hai fatto risplendere le ricchezze della tua grazia. A noi che celebriamo la festa di Santa Augusta, Vergine e Martire, nostra patrona, concedi benigno di essere aiutati dalla sua protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: spezza il tuo pane con l'affamato, introduci in casa i miseri senza tetto, vesti chi è nudo senza distogliere gli occhi dalla tua gente. Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimargerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la tua gloria del Signore ti seguirà. Allora lo invocherai e il Signore ti risponderà. Implorerai aiuto e egli dirà: eccomi. Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se offrirai il pane all'affamato, se sazierai chi è digiuno, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua oscurità sarà come il meriggio. Parola di Dio. Egli non vacillerà in eterno, il giusto sarà sempre ricordato. Non temerà annunzio di sventura, saldo è il suo cuore, confida nel Signore. Sicuro è il suo cuore, non teme. Egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre, la sua potenza si innalza nella gloria.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Carissimo, ricordati che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è risuscitato dai morti secondo il Vangelo, a causa del quale io soffro, fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata. Perciò sopporto ogni cosa per gli eletti, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Certa è questa parola. Se moriamo con Lui, vivremo anche con Lui. Se con Lui perseveriamo, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, anche Egli vi rinnegherà. Se noi manchiamo di fede, Egli però rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Tu mi hai seguito da vicino nell'insegnamento, nella condotta, nei propositi, nella fede, nella magnanimità, nell'amore al prossimo, nella pazienza, nelle persecuzioni, nelle sofferenze, come quelle che incontrai ad Antiochia, a Iconio e a Listra. Tu sai bene quale persecuzione ho sofferto. Eppure il Signore mi ha liberato da tutte. Del resto, tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Gesù Cristo saranno perseguitati. È parola di Dio. Beati voi, se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito di Dio riposa su di voi. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Non sono venuto a portare pace, ma una spada. Sono venuto infatti a separare il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Parola del Signore. Carissimi, persone che vengono a pregare una santa in una giornata estiva abbastanza calda, facendo una salita che non è proprio comoda, vuol dire che hanno fede e che questa fede le ha portate quassù per devozione verso la santa. Devozione che vuol dire legame spirituale per farsi aiutare, per ringraziare e chiedere. Perché noi siamo fatti così. Abbiamo una fede non proprio pura, limpida, genuina, disinteressata. C'è sempre di mezzo tanto o poco,
anche l'interesse. E allora diciamo sì il nostro grazie, ma anche domandiamo, perché dentro di noi sentiamo di essere poveri, bisognosi. Tutto questo Santa Augusta lo sa bene e lo capisce. Ognuno in questa celebrazione è giusto allora che dica forte il suo ringraziamento al Signore per mezzo di Santa Augusta, per tutto quanto sappiamo di aver ricevuto, ma anche per tutti gli aiuti che Dio ci ha dato e noi non ce ne siamo neanche accorti, e che magari questi aiuti sono ancora di più. Detto il grazie, in questa celebrazione c'è posto per le nostre richieste e ognuno questa sera sicuramente ne avrà parecchie. In questo è bene che non dimentichiamo le altre persone con i loro problemi spirituali e morali, oltre che fisici. Però un pellegrinaggio è serio se ritorniamo a casa anche con una ricarica, una spinta per il bene della nostra vita. E Santa Augusta, in questo momento particolare in cui ci troviamo a vivere, penso che potrebbe dirci: siate coraggiosi, non lasciatevi prendere dalla paura, abbiate speranza, non chiudetevi in voi stessi, ma guardate in alto e datevi da fare con serenità e forza insieme, in modo da ricavare del bene da questo momento di difficoltà. E la vostra sofferenza, perché la sofferenza c'è, offritela a Dio. La sofferenza è preziosa, offerta a Dio per voi e per il bene di tutti. Tutto questo, Santa Augusta ce lo può dire e insegnare perché lei è diventata grande e santa, perché non è stata una piagnucolona nei terribili momenti di persecuzione che ha attraversato per difendere la fede. Non è stata una piagnucolona, non si è lasciata vincere dal male, ma ha vinto il male con il bene e con la forza del bene. Adesso chiediamo che aiuti noi e tutti i fratelli a saper trasformare questo momento difficile per tanti aspetti in un momento di maturazione spirituale e anche di crescita umana. Che Santa Augusta ci aiuti e ci aiuti tutti. Ed ora ci alziamo in piedi e facciamo la nostra professione di fede. Io credo in Dio, Padre Onnipotente,
creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese il terzo giorno, risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, rivolgiamo a Dio per intercessione di Santa Augusta le nostre suppliche, le nostre domande, le nostre preghiere e diciamo insieme: conforta il tuo popolo, Signore. Perché i cristiani, perseguitati in ogni parte del mondo, sostenuti dalle preghiere di tutta la Chiesa, abbiano la forza di rimanere fedeli a Cristo crocifisso. Preghiamo. Perché i giovani, sulla testimonianza di Santa Augusta, riscoprano il desiderio di una più salda adesione al Vangelo. Preghiamo. Perché i persecutori della Chiesa non resistano alla grazia di Dio e, rifiutando ogni violenza, accolgano la forza benefica della verità. Preghiamo. Perché sappiamo affrontare con pazienza ogni sofferenza e persecuzione a causa del Vangelo, fiduciosi nella beatitudine promessa da Cristo. Preghiamo. E a queste intenzioni ora ognuno di noi presenti al Signore per intercessione di Santa Augusta le proprie intenzioni personali. O Dio, premio e corona dei martiri, che hai voluto salvare il mondo attraverso il sacrificio di Cristo, tuo Figlio, aiutaci ad imitarlo nel dono della nostra vita a favore dei fratelli, per Cristo nostro Signore. Accompagniamo le offerte col canto Ti ringrazio mio Signore. Chi ha il foglietto lo trova in alto sulla destra, nella prima facciata, 89 anni. Poi ripetiamo, ritornare 2 volte. Ti ringrazio, oh mio Signore, per le cose che sono nel mondo, per la vita che tu ci hai donato, per l'amore che tu
Preghiamo, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli i nostri doni, o Padre, questo memoriale dell'infinito amore del tuo Figlio e l'intercessione dei tuoi santi ci confermino nella generosa dedizione a te e ai fratelli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Nella testimonianza di fede dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa con la forza creatrice del tuo Spirito e doni a noi tuoi figli un segno sicuro del tuo amore. Il grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sprona e ci sostiene nel cammino della vita, perché si compia in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri defunti che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i santi, Santa Augusta, con gli Apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vogliamo pregare come Gesù ci ha insegnato, e in questa preghiera mettiamo dentro tutto quello che ognuno di noi porta nel cuore per sé, per le nostre comunità, per questo nostro mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro e rimetti a noi i nostri debiti, come noi gli rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
scambiamoci fraternamente un gesto di pace, un augurio di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Indicazioni per ricevere la Santa Comunione. Quanti desiderano fare la comunione, restando al proprio posto, passeranno i sacerdoti. Farete capire la vostra intenzione restando in piedi e mostrando le mani. Ecco, e così riceverete il corpo di Cristo. Quindi siamo un popolo in cammino e per questo cantiamo il pane del cammino, che è il numero 100, il tuo popolo in cammino. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida sulla strada verso il regno, sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, oh Signore. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida sulla strada verso il regno, sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, oh Signore.
Preghiamo. Signore, che hai glorificato Santa Augusta con la corona della verginità e del martirio, per la comunione a questo sacro convito, donaci una forza nuova perché superiamo ogni male e raggiungiamo la gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Un saluto, un ringraziamento e un'indicazione. Il saluto, cari pellegrini delle parrocchie di San Giacomo e della bella Valle dei Fiori, qualcuno comincia e qualcuno conclude. Voi siete quelli che concludono le celebrazioni nel giorno di Santa Augusta e nel santuario a lei dedicato. Come diceva bene Don Primo, Monsignore, si fa, dopo c'è qualcos'altro, arrivare qui si fa fatica, poi il caldo, ecco, è segno di devozione e di amore. Santa Augusta ha subito 5 diversi supplizi fino alla decollazione, stata decapitata la testa. Quindi grazie in maniera particolare per la vostra presenza, la vostra preghiera che ci aiuta anche attraverso la tenda TV che raggiunge tante altre persone, ecco, ci aiuta a tenere viva la devozione a Santa Augusta. Vedete, quest'anno siamo con le mascherine e siamo all'aperto, non è stato voluto, siamo stati un po' costretti. È segno di una difficoltà e di una povertà, ma questa povertà, per così dire, ci ha fatto sperimentare, ecco, anche qualche cosa di diverso e di bello. Papà ci dice uscire, e vabbè, anche noi siamo usciti. Diciamo che uscire a celebrare la Santa Messa alle 8 o alle 9 della mattina c'è ancora più gusto, per così dire, però è la cena del Signore, Gesù si offre per noi. Il ringraziamento è a chi ha organizzato questo nostro ritrovo, alla tenda TV e al maestro Camillo, che è il grande regista dell'aspetto liturgico, corale, musicale qui in santuario. Tra l'altro al termine di questa celebrazione ci sarà anche qualche cosa di veramente gradevole da ascoltare. Gli avvisi: finita la messa, durante il canto finale non è possibile dare il bacio alla reliquia, ma se qualcuno con molta libertà vuole dare un segno di venerazione, è possibile venire qui davanti e fare un semplice inchino, sempre tenendo la distanza interpersonale prevista. E poi una minaccia. Un anno fa, proprio come questa sera, qualcuno diceva Monsignor Primo e Monsignor Primo divenne, a distanza di qualche mese, accadde. E allora Monsignor Giulio, stai attento, perché non so se nel giro di 12 mesi, ma arriva. Va bene, possiamo anche scherzare. Ed ora seriamente invochiamo su di noi, su tutti i nostri cari, le nostre comunità, la benedizione del Signore per intercessione di Santa Augusta. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti oggi per celebrare la festa di Santa Augusta, Vergine e Martire, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in Santa Augusta la forza rinnovatrice della Pasqua,
vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in Santa Augusta ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Questa celebrazione è terminata. Vogliamo ringraziare anche tutti quelli che hanno cantato, dal gruppetto di cantori a tutti voi, perché così abbiamo reso più bella e solenne questa celebrazione. Adesso è terminata, nel nome del Signore andiamo e ritorniamo in pace alle nostre case. Non prima di aver fatto un canto a Sant'Augusta, che fa parte delle schiere del cielo, per cui cantiamo insieme Lodate Dio. Si trova alla foglio retro, in basso, Lodate Dio, schiere beate del cielo. Con la preghiera scritta dal nostro vescovo ancora vivo, Alfredo Magarotto, ancora nel 2000. A te, Santa Augusta, che risplendi in cielo con la duplice gloria della verginità e del martirio, rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera. Tu che hai vissuto i brevi anni della tua vita terrena, dedicandoti interamente a Dio e alle opere di carità, donaci di essere sul tuo esempio forti nella fede, coerenti nella testimonianza della vita cristiana, generosi nell'aprire il nostro cuore all'accoglienza
e all'amore verso ogni fratello. Confidiamo nel tuo aiuto per superare le prove e le sofferenze. Benedici le nostre famiglie, le parrocchie, il seminario diocesano e ottieni alla Chiesa nuove vocazioni al sacerdozio, al diaconato e alla vita consacrata. Fa che un giorno contempliamo con te il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo con tutti i nostri cari nella patria del cielo. Amen. Ancora grazie a tutti e buonasera.